Presidente, intervista di mezz'estate. Che lavoro si sta facendo qui al Comitato Regionale Veneto? Intanto è un momento caldo, molto caldo, vista anche la temperatura. No, ma qua abbiamo sistemato l'aria e quindi sta abbastanza bene. Noi abbiamo fatto l'ultimo consiglio l'altro giorno per vedere, voi sapete che ci sono termini ordinatori e termini perentori. Termini ordinatori si sono iscritte tutte le società. Nel termine perentorio noi dobbiamo verificare il pagamento completo di quanto dovuto e ci sono alcune società, pochissime a dire il vero, che devono ancora sanare. Lo devono assolutamente, è un invito che faccio anche, lo devono sanare assolutamente entro questo benedetto termine perentorio che è il 31 di luglio. Se non lo fanno sono out, sono fuori. Però siamo contenti, ci dispiace un po' che stiamo depauperando con i ripescaggi la terza categoria. Per quanto riguarda accorpamenti, le nuove disposizioni, eccetera, ce ne sono stati significativi? Qual è il panorama? No, non ci sono state tante fusioni, qualcuna c'è stata, però c'è stata anche qualche affiliazione o anche qualche variazione di status dal settore giovanile dilettante che ha parato un po' il colpo. L'abbiamo sempre detto, molto preoccupati. Sembra, ma tireremo le somme fra qualche giorno quando scadranno le iscrizioni di terza categoria, e quindi il 2 agosto, e quindi tireremo le somme là in modo di fare proprio un termine di paragone rispetto all'anno scorso e rispetto alle previsioni che avevamo fatto. Però credo di poter anticipare che non è andata malissimo, ecco, anzi. È stata un'estate particolare, sempre di grande lavoro, con alcune mancanze anche. In questi giorni abbiamo salutato uno dei collaboratori del settore femminile, tra l'altro. Sì, Raffaele, l'abbiamo salutato proprio stamattina ed è uno dei 4, insomma, che negli ultimi tempi ci ha lasciato. Dispiace perché quando lavori anni assieme a una persona, cresci assieme, eravamo quasi coetanei, non ti accorgi che il tempo passa per tutti perché li hai sempre a fianco, e quindi dispiace che se ne vadano così prematuramente, però è la vita, insomma, la vita riserva buone cose come anche brutte cose, quindi purtroppo è stato sfortunato come gli altri e l'abbiamo salutato oggi. Sentiremo la mancanza perché era assolutamente una persona pragmatica, decisa nelle sue presente, quindi niente. Beh, sono caratteristiche. Dobbiamo impegnarci a trovarne un altro. Quelle che ha citato sono caratteristiche fondamentali per chi deve lavorare in un settore delicato come questo, dove ci vuole precisione, entusiasmo e quello che ha citato lei. E questo sarà un periodo particolare perché ci si avvia alle elezioni. Ci si avvia alle elezioni, però prima di avviarci alle elezioni io dicevo sempre a chi mi chiedeva: ma tu ti ricandidi? Intanto bisogna avere il sentore delle società, se si sono stancate o se ipoteticamente potrebbero ancora avere così la pazienza di sopportare Beppiruzza. Ma poi io dicevo: non chiedetemi finché non chiudiamo la stagione come deve essere chiusa e non riapriamo la nuova stagione. Noi la stiamo riaprendo la nuova stagione. Parlavamo un attimo fa delle iscrizioni, ma una volta fatte le iscrizioni, anche in attesa di questo termine perentorio del 31 luglio, noi ci stiamo già adoperando per formare i gironi dei dilettanti e gironi del settore giovanile. Devo dire che i gironi del settore giovanile sono pressoché pronti da valutare dal Consiglio, cioè li abbiamo preparati e adesso faremo un Consiglio dedicato proprio a questo. Per i gironi dei dilettanti abbiamo cominciato a lavorare da 2 giorni, quindi credo che in un po' di giorni saranno pronti, salvo poi le eventuali verifiche fatte dai consiglieri, fatte dai delegati.
Quindi dobbiamo fare questo. Finiti i gironi, ci sono i calendari, che quello è molto importante, esaudire tutte le desiderate, fammi giocare in casa quando i giovanissimi giocano fuori, oppure fammi giocare la terza del campionato in casa perché la quarta il comune ha organizzato, insomma diventa un po' corposo. L'abbiamo fatti, li faremo anche quest'anno. In mezzo a tutto questo ci sono le elezioni assolutamente anticipate rispetto alla loro scadenza naturale. Quando si terranno? Anticipate, un po' di suspense, anticipate da Gravina, originariamente quelle federali al 4 di novembre, e adesso al 4 di novembre si svolgerà invece un'assemblea straordinaria per l'approvazione dello statuto, e non si sa ancora quando ci saranno le elezioni federali. Dico questo perché all'inizio tutto dipendeva dalla convocazione del Presidente federale della sua assemblea. Adesso è stato chiarito che invece le assemblee delle leghe possono essere fatte indipendentemente dalla convocazione dell'assemblea federale, e quindi noi dobbiamo farle. Ieri c'è stata la convocazione dell'assemblea della Lega Dilettanti col comunicato 66 che è prevista per il 23 settembre, quindi noi dobbiamo farla entro il 16-17 di settembre. Quindi considerato tutto, quando andrai in vacanza, allora Giuseppe Ruzza? Adesso non voglio fare lo spaccone, ma sicuramente la vacanza non ci sarà. Spero di fare un giorno o due, insomma, di fuori di Mestre, ma vacanza assolutamente non se ne parla. E faremo questa assemblea, però abbiamo difficoltà di trovare la sede per questa assemblea, perché avevamo trovato Vicenza c'è la Fiera dell'Oro e quindi ci hanno chiamato. A Vicenza ci potrebbe essere un altro sito bellissimo ma anche carissimo, e quindi stiamo pensando se andarci o no. Qualcuno mi dice ma basta, insomma, adesso così se c'è quello e stiamo anche dirottando e stiamo interessando i consiglieri di valutare alcuni palazzetti dello sport. Abbiamo già chiesto per l'impianto fonico e per quant'altro. Voi sapete che dobbiamo portare tutto il materiale, quindi dobbiamo vedere se funziona, se c'è la linea wifi, se c'è la possibilità di collegare fotocopiatori, computer per la verifica poteri e tutte queste robe qua. Siamo super impegnati. Comunque ecco, detto questo, mi sto impegnando anche in previsione delle elezioni a cui a cui parteciperò, insomma, ho deciso di partecipare, proprio per il motivo che dicevo prima. I motivi sono tanti, sicuramente forse il primo è quello che, ma non è il più importante, è che io praticamente sono nato e cresciuto qua dentro. E il secondo, che è legato e collegato a quello che ho detto, adesso diventiamo un attimo più seri, è che crediamo di avere maturato purtroppo in questi mandati terribili, Covid, riforma dello sport, bollette, adempimenti burocratici sicuramente sempre in aumento. Credo che abbiamo maturato delle conoscenze assieme al nostro personale, che ringrazio, delle conoscenze che ci permettono così di intraprendere con preoccupazione ma anche con la consapevolezza di riuscire a risolvere, se non tutti, ma di risolvere tanti problemi. Quindi questo è un altro motivo. Un altro motivo ancora è aver notato, lo dico, no? Non vuole essere autoreferenziale, ma è quello che provo anche ieri sera, insomma, andando alle società, trovo una simpatia che è dovuta forse anche alla conoscenza di tanti anni. Sanno che se parlano con me, ecco, questo ci tengo a dirlo, parlano con una persona trasparente, con una persona che mette a disposizione tutto il suo tempo a favore delle società. Ecco, questo potrebbe essere il mio programma in 3 righe, insomma, di essere comunque a disposizione delle società. Ripeto, è un periodo molto duro, poi si mettono anche le autostrade. Stanotte sono tornato
da una società veronese alle 3:15 di notte, perché fra Soave e Montebello c'erano dei lavori in corso praticamente fermi, 2 ore di coda fermi là, salvo poi farci uscire a Montebello e rientrare a Montecchio, quindi con tutto quello che ne consegue. Però il lavoro uno non lo sa quant'è, effettivamente è veramente un andirivieni per tutto il Veneto. Allora dopo basta essere così autoreferenziali, ma è bene ricordare che il Veneto è secondo per numero di società, per numero di calciatori, per numero di calciatori e calciatrici, per numero di dirigenti, esclusivamente secondo alla Lombardia. Quindi non è un comitato piccolo dove uno va là, si legge il giornale, che comincia le telefonate. Io non ho neanche, ma veramente non abbiamo il tempo nemmeno di rispondere a certe telefonate, ma delle società, perché è un tutt'uno, insomma. Quindi, però dai, mi presento con qualcuno diceva lo vedo stanco lo sono, perché sono 13-14 ore al giorno qua dentro, quindi sfido chiunque a non essere stanco, però c'è la voglia e la determinazione di continuare per cercare di aiutare ancora di più le società che ci hanno fatto questa sorpresa. Eravamo molto preoccupati, positiva sorpresa, di iscriversi in un gran numero, insomma. Ripeto, per fare il calcolo totale dobbiamo attendere la chiusura delle iscrizioni della terza categoria, che avviene tra poco, insomma. Quindi, ma siamo abbastanza sereni, ecco.